Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle mie sibille. Penso che molti di voi attendano l'appuntamento, io di sicuro, però ultimamente arrivo sempre un pelino tardino. Sì, va bene, un attimo che rispondo al Marietto dalla regia. Allora, bene, siamo all'appuntamento del venerdì, oggi è venerdì 12 novembre, sono le 21:33 procediamo nel quasi immediato con le risposte alle vostre domande. Vi ricordo che questa sera, essendo venerdì, la diretta sarà un pochino più breve perché il venerdì sia il Marietto veneziano che la sottoscritta, appunto ci dedichiamo, ai protocolli di riequilibrio, dunque eseguiamo dei riallineamenti su più punti, energetici per tutte le persone che, ce lo hanno commissionato. Dunque, ehm, come ho detto, la diretta rispetto agli altri giorni sarà un po' più concentrata. Nonostante ciò rispondiamo presto alle vostre domande. Vi ricordo appunto di mettere, nella domanda il vostro nome e la vostra data di nascita. Non restate su cose generiche perché, anche rispondere diventa più complicato e non vi dà alcuna soddisfazione. Anche io, vedo che le sibille dicono delle cose, ma troppo generiche per poterle identificare, dunque non sprecate la vostra opportunità di avere una domanda, cioè di poter fare una domanda e avere una risposta gratuita, approfittate invece ponendo una domanda precisa, mirata. Possibilmente nella domanda, date qualche dettaglio, se per esempio state frequentando una persona sposata, scrivetelo, se siete single cercate la persona per voi e scrivetelo, date qualche indicazione proprio perché le risposte possano essere il più preciso possibile. Infine, se appunto la domanda dovesse riguardare anche un'altra persona, dunque non solo voi in prima persona, ma voi nei confronti di un'altra persona o come procede una situazione con un'altra persona, dovrete gentilmente indicare anche il nome e la data di nascita di questa persona, è importante. Bene, vedo che cominciano a esserci un po' di persone, un po' di domande, un po' di saluti, dunque mi muovo quasi subito. Voglio solo più ricordare una cosa e dunque, che ci trovate online sia su Facebook nei gruppi I Casti Sacerdotali e Tarologia, ho detto tutto radiestesia, radionica, tarologia ed ermetismo. Cercate questi gruppi e troverete molto materiale e molte condivisioni, molto materiale, molte condivisioni, soprattutto nello specifico di radionica, le troverete anche nel nostro sito, ilcapitano.intervista.org, dal quale appunto potrete scaricare tutto quello che troverete nelle varie sezioni. E sempre sul sito la sezione shop dove trovate i nostri servizi a pagamento, tra i quali vi ricordo i consulti, 20 €, 45 minuti. Se intendete regalarvi un consulto con me, contattatemi tramite WhatsApp o tramite Telegram al 347 8702 622. Bene, cominciamo. Buonasera Marietto, buonasera, buonasera Cristina, buonasera Paola, buonasera Maria, buonasera Chiara, buonasera Sally, buonasera Claudia, buonasera Loredana, buonasera Alessandra, buonasera Vale, buonasera Stefania, buonasera Michela e buonasera Donato. Benissimo, allora direi di procedere. Ho fatto l'introduzione delle cose che in genere dico ogni volta, ho salutato e allora andiamo con ordine, rispondiamo alla prima. Cristina: "Ciao Hilde, nascerà qualcosa tra me e Domenico? Anno '83? Domenico dell'83, chissà quanti Domenichi dell'83 ci sono. Non hai qualche informazione in più? 5 giugno '77? Cristina? Vediamo se ti viene in mente, se hai
Buonasera Tatiana e buonasera Milena. Nel frattempo si sono collegate anche loro. Domenico, allora vi ricordo che ho bisogno di dati un po', ma per voi, perché magari chissà quale Domenico aggancio io nell'eterico. Vediamo un po'. Io ci provo, però vi ricordo che preferisco che mettiate dati completi. Allora, Cristina e Domenico. Beh, sicuramente le aspettative sembrano molto interessanti, sembra quasi rispondere a molte delle cose che ti interessano, ti piacciono in una persona, dunque si direbbe al momento un incontro fortunato che risponde abbastanza. Ma insomma, in realtà Cristina, come vedi anche le carte non è che decolla in una maniera interessante. Non so neanche se tu conosci questa persona proprio nella vita reale. Non si capisce, non lo hai specificato, dunque, al momento si basa su conversazioni, o almeno fino ad ora su conversazioni non sempre del tutto autentiche. Dunque è possibile che ti abbia mostrato o che tu non abbia detto tutto, non lo so. Qui non è neanche chiaro chi dei 2 ometta delle cose o le inzuccheri, le addolcisca, perché c'è comunque qualche aspetto un po' così. E potrebbe essere legato a, una separazione da una persona, con la quale si ha quest'impegno, con una persona ufficiale. Dunque c'è qualche aspetto non ben chiarito, di questo. Al momento vedi malinconia, allegrezza al cuore, vedo, insomma non è che proprio è bel vedere. Allora, è un corteggiamento, va bene, ma, mh, non c'è tanto di più. E a quanto pare, nonostante le aspettative che abbiamo visto essere anche piuttosto interessanti al taglio, c'è un qualcosa che non rischi di non vedere nel modo giusto, dunque attenzione, anche perché guarda ladro, allegria, omaggio di preziosi, dunque è possibile che lui o con la prima scusa o con il primo diversivo, poi segua qualche altra cosa e, cominci a trascurarti. Vedi che poi c'è dottore nemico e e la matrice. La matrice potrebbe essere una donna che lui ha già amato in passato e magari, questo, ladro che si insinua, che si intrufola, potrebbe indicare la possibilità che lui vada a risistemare le cose con una persona del passato o che magari per quanto lui, possa mostrare interesse per te, l'occhio ce l'ha sempre buttato là, a una donna che ama ancora. Ehm, qui Qui ci sono delle indicazioni sul un potenziale, potrebbe esserci un potenziale, ma vedi che la carta della speranza con cui apre potrebbe ancora indicare che c'è una speranza invece per quella cosa ufficiale che aveva già costruito, Oppure, in ogni caso, la speranza può anche parlare di amori facili, passeggeri, tipo gli amori estivi e di conseguenza non ehm, ribadire più un fattore di interesse non necessariamente a un qualcosa in più. Dunque, come dire, prendila a cuor leggero e come viene, viene, perché non vedo proprio sviluppi
degni di nota. Allora, Paola: ciao Hilde, sono preoccupata per la situazione italiana perché coinvolge me e il mio lavoro. Ci sarà un'evoluzione positiva per me? Carmela, 3 novembre del 59. Vediamo un pochettino. No, vabbè, certo, Cristina il cognome no, e non lo chiedo mai in diretta. In privato sì, quando ho necessità di una cosa in più chiedo anche la foto, ma in diretta no. Allora, intanto saluto l'altro Donato, buonasera, buonasera anche Marcello, buonasera Roxana. E, bene, ritorniamo alle domande. Paola e la sua situazione, Paola che poi si chiama Carmela, la sua situazione sul lavoro, se avrà un'evoluzione positiva. Ok, vediamo un pochino cosa dicono le sibille per Paola Carmela. Beh, diciamo che sembra che ti guardi intorno per trovare soluzioni, o comunque stai cercando segni all'orizzonte. Ai ai ai. Beh, allora, effettivamente comprendo dalle carte che sono apparse nel passato e nel presente i motivi della tua preoccupazione, perché forse non si vede benissimo la prima linea. Vabbè, qualcosa insomma ha creato veramente dei contrattempi importanti. Compare in prima battuta la carta del nemico, potrebbe essere veramente un antagonista, no, nelle questioni lavorative, ma anche qualcuno che insomma un po' ti controlla morbosamente o che ti crea comunque ostacolo o qualche situazione dove sei sorvegliata, messa un po' sotto osservazione. Dunque, evidentemente deve essere anche capitato qualche incidente spiacevole al punto da farti sentire insomma quasi senza prospettive, proprio sul lavoro, anche senza prospettive di eventualmente ehm, mh, procurarti magari altre occasioni, altri colloqui. Dunque è una linea, quella del passato, un po' pesante. Devi esserti sentita molto a rischio per qualche ragione, devi aver percepito quella sensazione di isolamento, come se ecco, stessi pagando per qualcosa. Al momento ci sono comunque dei rimpianti. Ehm, è chiaro che tutto quello che hai fatto lo hai fatto per la tua famiglia, per anche le scelte, hai messo davanti, la casa, la famiglia, vedi che sono simboli forti e, la tua responsabilità nei confronti, del tuo nucleo. Ma, forse alcune scelte ti hanno un po' penalizzato e di conseguenza oggi ne senti un po' il peso. Non sembra essere ancora un momento rassicurante quello del presente, ma in futuro è anche possibile dunque o che tu sia stata lasciata a casa per qualche periodo, qualche sospensione, cioè o hai percepito la possibilità di un rischio di essere lasciata a casa, attenzione, perché, ehm, può voler dire molte cose questa linea del presente, ma è chiaro un senso di impotenza di fronte a certe circostanze e anche un rimpianto in base, alle scelte che hai fatto e che magari avresti potuto fare diversamente col senno del poi. Diciamo che c'è una linea un po' così e non conoscendo la tua situazione personale non riesco a darti quel di più, però
è tutto lì, nel senso che la parte peggiore l'hai scavallata, si direbbe, perché, come vedi c'è una ripresa del lavoro con delle prospettive, anche se avrai dei ritardi, nelle conferme oppure in una chiamata, ma alla fine questa cosa arriva. Cioè vedo migliorare, la situazione, vedo, forse una riunione, un qualcosa che comunque, apre di nuovo un capitolo più sereno. Lo stesso ci conferma la la linea dell'esito: fedeltà, vecchia signora, stanza speranza. Qui, diciamo che, assolutamente c'è un miglioramento, c'è l'uscita da periodi, insomma, un po' difficili. La carta della vecchia signora parla appunto, di momenti dove si risolvono le cose, dove ritorna la serenità, si aprono, capitoli più stabili, più duraturi, e sicuramente è possibile che, coincida anche con, o il lavoro presso una donna, più grande, molto affermata, oppure, che arrivino dei consigli molto interessanti, molto utili, che ti aprono delle opportunità. Insomma, io, non ti vedo messa male nel prossimo periodo, ma comprendo, come ti ho detto prima, il perché della tua domanda dal passato. È stato piuttosto pesante. Allora, andiamo avanti e vediamo la prossima domanda, è, di Sally, che chiede come andrà il rapporto con Giuliano, 30 gennaio 93, Federica, 28 settembre del 90. Vado a dare una sbirciata. Se si è aggiunta, prego Carmela, dunque se si è aggiunta anche qualche altra persona che saluto sempre volentieri, dunque Angela, buonasera, buonasera Monica, buonasera Elisa. Insomma, Elisa, lo so che per te sembrerà di essere arrivata presto, ma ci sono già non so quante domande prima, spero di riuscire, anche perché purtroppo il venerdì faccio una diretta più stretta per potermi dedicare poi ai riequilibri. Allora, è il turno, abbiamo detto, di Sally e il rapporto con Giuliano. Allora, Federica, 28 settembre 90, Giuliano, 30 gennaio 93. Vediamo un po'. Allora, occhio perché sembra che qualche ostacolo possa arrivare dal vostro entourage, dalle persone, con le quali vi incontrate, vi frequentate, potrebbe essere la cerchia delle amicizie, o nella cerchia delle amicizie qualcuno un po' vi tiene d'occhio, mettiamola giù così. Vediamo. Mh. 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 Insomma Federica, non è proprio un idillio. C'è un momento nel futuro dove la cosa migliora un po', però c'è qualcosa, guarda qua, militare e disgrazia. Allora, tanto per cominciare, già nella linea del passato, qua bisogna capire, vedete non ci sono dettagli tranne come andrà il rapporto, dunque, certe figure, che compaiono, mi viene difficile, aiutarvi a identificarle, cioè io ve le descrivo, provo a spiegarvi cosa vedo e voi dovete individuare il messaggio delle sibille. Dunque, qui c'è sospiri giovane fanciulla, dunque, Ehm,
Sembrerebbe ovviamente parlare di lui, no, rispetto a te nel rapporto, ehm, perché, qui parla di una ragazza più giovane ovviamente di te, perché compare come la giovane fanciulla, i riferimenti sono sempre rispetto al consultante, dunque, c'è questa giovane fanciulla che, si è allontanata e, ovviamente si è portato via anche i sogni o ha messo, come dire, in difficoltà, questo ragazzo che abbiamo detto si chiama Giuliano. Dunque oppure potrebbe anche essere tu che, tempo addietro, in passato, non abbia, colto l'occasione di andare a fondo con lui. Mi sembra però più verosimile la prima e che lui sia arrivato in un momento dove aveva ancora degli strascichi di una delusione, sentimentale. Nonostante tutto il tuo impegno, il desiderio insomma di darti da fare, vedi che c'è qualcosa che ancora ti nasconde, c'è qui un segreto. Se non è un segreto, sono comunque contrasti, importanti, perché c'è anche la carta della disgrazia. È come se, c'è la possibilità che qualcuno vi attacchi. Questa possibilità potrebbe essere data da una persona, probabilmente qualcuna che fa ancora parte della sua vita, qualcuna che potrebbe ancora essere, ehm, probabilmente la ragazza ufficiale, mettiamola giù così, non è che mi hai dato tante indicazioni, però generalmente la donna maritata, a meno che non sia la madre che si oppone fermamente a questa cosa, comunque è chiaro che ci sono delle forti resistenze qui al presente. Anche in futuro porteranno preoccupazioni e pensiero le chiacchiere delle persone. Insomma, abbiamo visto che nella comitiva qualcuno controlla, qualcuno parla e si chiacchiera, probabilmente alle spalle. E ancora anche nel futuro ci sono interferenze. Però devo dire che nonostante questa partenza con 2 freni a mano tirati, qualcosa poi viene superato e a quel punto la relazione può cambiare il suo corso. Sembrerebbe che insomma prenda un corso un po' più ufficiale. Dunque se adesso vi state nascondendo perché c'è ancora l'influsso di un'altra persona, o viceversa lui nasconde quest'altra persona, comunque a dispetto di tutte le difficoltà, delle controversie, delle chiacchiere, ma anche dei botta e risposta che potrebbero nascere, alla fine la cosa insomma va un po' va non un po', va nettamente migliorando. Se non che, consolante sorpresa, ladro, allegrezza al cuore, sacerdote, se non che, mia cara, a un certo punto sei tu a perdere interesse per lui, perché arriva un uomo più grande a corteggiarti e sarà, piuttosto interessante per te. Okay, passiamo alla prossima domanda e vediamo Loredana. Volevo chiederti cosa mi riserva la storia con Sebastiano, 25 settembre 63, Loredana 16 giugno 73, storia nascosta, entrambi sposati, okay. Poi vi conviene levate quando avete il nickname col vostro nome e cognome e la domanda è un po' scomoda, rimuovetela poi. Comunque Loredana e Sebastiano, vediamo un po'. Loredana e Sebastiano. Achille, basta leccarti. Che noia. Allora. Buonasera Cassiopea, passata per un saluto, speriamo che tu decida di restare anche un po'. Allora, Loredana e Sebastiano, vediamo che evoluzione ha questa, storia. Allora,
Beh, il sentimento c'è, anche se, un po' ballerino, mettiamola in questi termini, però c'è. C'è un sentimento, ma anche quella spensieratezza. Mah, allora, guardo di nuovo le date. Ah, okay, Sebastiano. Mh. Allora, nella linea del passato si vede che qualcosa è cambiato, eh. Non so se è comparso all'orizzonte addirittura un altro rivale fra voi o se, hanno preso maggiore slancio le relazioni ufficiali, però si capisce che fra voi compare un terzo incomodo, c'è anche la carta dei rivali, un'apertura di nuovo più favorevole, oppure addirittura proprio può indicare che questa storia nasce proprio così, come una storia extraconiugale, ad ogni modo non desta particolari pensieri la linea del passato. Il problema è un po' nel presente, perché io non so se lui ha preso un pochi si è raffreddato un po', mhmm, a causa della donna ufficiale, cioè della persona con cui lui sta proprio ufficialmente. E, dunque c'è un po', come dire, la possibilità, qui vedi che c'è la matrice, nemico, magari che tu, cioè nel tentativo di capire di più sul loro rapporto lo abbia controllato con una frequenza maggiore, Ehm, ad ogni modo c'è un po', di ostacoli in questo senso. Sembra che si sia un attimino raffreddato in favore di un'altra figura, però comunque riprenderà la comunicazione con te, cominciando a trascurare di nuovo la moglie, perché in fondo, gli piace averti nella sua vita, ma penso che sia per entrambi qualcosa che, vi aiuta, diciamo, ad affrontare meglio anche quello che avete, ehm, nei vostri rapporti ufficiali. Mhmm, Però comunque ci sarà di nuovo un'indecisione, perché, forse comunque queste storie, queste vite parallele alla lunga creano veramente, stanchezza, abbattimento, perché si finisce col confondersi sul se valga la pena portare avanti una cosa che cammini parallelamente al matrimonio a vita o magari se, trovare il coraggio e fare la scelta perché diventi qualcosa di più. Dunque si arriva a un punto dove, comunque c'è, qualche forte remora, o la necessità di, prendere del tempo. Ehm, L'esito comunque, ehm, parla della mancanza che c'è, del desiderio di ristabilire, di rimettere a posto le cose, di rimetterla nei termini, più allegri, insomma più spensierati che avete condiviso anche nel passato. Però attenzione, perché qui potrebbe anche indicare più cose. Intanto la possibilità che questo prosegua dicendo che questo profondo turbamento porta magari a, non dico una rassegnazione, perché quella è una carta dai valori più pesanti ed appartiene ad un'altra figura, però quel senso di aver perso l'occasione, di aver perso la serenità. Ed è possibile che, nonostante la nostalgia reciproca che potrete avere per l'uno per l'altra, magari tu tenderai
rilanciare, un altro rapporto con un uomo più giovane di Sebastiano e, con il quale insomma potrebbe di nuovo tornare una forma di spensieratezza. Insomma, gli scenari sono particolari. È chiaro che non vedo comunque una rottura tra voi, non vedo però neanche la rottura con i partner ufficiali. Dunque, è più il tempo che passerete a rimpiangervi e a provare queste altalenanze che non a vivere un vero e proprio rapporto. Almeno questo è ciò che sembra trasparire. Nonostante tutto sembra ci sia difficoltà a lasciarsi andare, cioè a rinunciare l'uno all'altra, mh? Ancora non è però il tempo delle grandi scelte, sembrerebbe. Allora, il marietto saluta tutti, sta cominciando già i protocolli di riequilibrio, in effetti io tra poco dovrò raggiungerlo. Allora, vediamo Alessandra, buonasera Ilde, ci sarà riconciliazione tra me, 23 giugno del 72, e mia sorella Daniela, 13 gennaio 67? Grazie mille. Allora, vediamo Alessandra e Daniela. Beh, sembra che ci sia, ehm, ancora qualche ostacolo, dal punto di vista della lealtà forse. Sembra che qualcosa, ehm, sfugga un po', che sia da chiarire meglio, da osservare con più attenzione, però, mh, vediamo. Allora, osservando un po', eh, le mhmm, le sibille, diciamo che, è possibile che vedi, questo potrebbe indicare qualche occasione che, qualcuno magari ha cercato di fare da intermediario, da interlocutore, magari, pensando di farvi incontrare, ma insomma anche questa cosa probabilmente non ha dato buoni esiti o ha suscitato una risposta, negativa. C'è ancora, però guarda, a me sembra che qualche opportunità di rasserenarsi, di chiarire, di parlarsi, potrebbe capitare a ridosso di una festa, forse una circostanza, una situazione festosa di famiglia o di qualcuno insomma che, possa essere un punto di contatto comune fra voi 2. C'è però un qualcosa, compare un uomo più giovane, potrebbe essere un figlio di uno di voi 2, oppure, ehm, il marito giovane di una di voi 2. C'è comunque questa figura che, effettivamente, ehm, un po' fa da freno, c'è un po' una situazione che per qualche ragione, per il tramite di questo, si blocca un po'. E non vedo ancora riconciliazione, vedi? Sembra che ci sia proprio invece un atto volontario di ferirti, di farti del male, di colpirti. Non vedo, ehm, poi non conosco la situazione, non so per quale ragione vi siate allontanati, potrebbe riguardare questioni economiche oppure, una qualche aspettativa che c'era in qualche modo, però
ecco, ci sono alcuni passaggi che chiariscono che non è ancora il momento. Comunque questo potrebbe essere un personaggio chiave e anche qua, nell'esito però, malinconia, gran signore, casa, denaro. Ma alcune volte il gran signore, certo voi avete un'età abbastanza interessante, però, siete anche ancora giovani, non so se il gran signore possa riguardare una figura paterna. È un po' tirato per i capelli visto l'età che avete, però potrebbe anche essere quello, cioè, potrebbe anche dire che alcune cose sono andate un po' storte a causa magari di un'eredità, di un lascito, di una casa che era appartenente al padre, che magari, non lo so, se n'è andato via giovane, visto che il gran signore al massimo proprio 55 anni, 60, toh. Oppure potrebbe anche dire che uno dei vostri mariti, mentre il domestico potrebbe indicare un figlio, il gran signore potrebbe essere più ragionevolmente un marito, magari, ehm, che, sta soffrendo di più, di questa cosa o comunque che la vive un po' con quel dispiacere, cercherà di, ehm, riportare un po' di consolazione, di dare un contributo, ma si capisce che ci sono dei sospesi, che ci sono delle cose che vi trascinate da un sacco di tempo. Alcune indicazioni farebbero, sospettare, intuire questioni economiche, alla base di questi dissapori, ma, ci vorrà un po' e non la vedo subito la possibilità di una riconciliazione e sembra che in un caso un personaggio, un ragazzo più giovane, freni la cosa e che possa essere addirittura causa invece di un attacco, di un litigio, mentre un uomo più grande si prodigherà a riportare solidità e serenità. Però ancora non vediamo gli esiti di questi passaggi, vediamo solo che è ancora un work in progress, almeno per ora. Benissimo, allora io, a questo punto vi ricordo che sarò nuovamente disponibile lunedì alle 21:30 sempre su questo canale. Vi ricordo tra l'altro che il venerdì è sempre limitato il tempo perché, dedico comunque la serata subito dopo la diretta ai protocolli di riequilibrio, dunque una procedura lunghetta, 2 ore, 2 ore e mezza quando il pendolino sosta di più su alcuni passaggi, dunque, mi vedo per forza costretta a chiudere, mio malgrado, ma lunedì vi dedicherò un po' di tempo in più, dunque 21:30 sempre qui su questo canale, vi aspetto numerosi e, come dire, vi auguro un buonissimo fine settimana, un buon proseguimento di serata. A presto. Ciao.